Era stato trovato senza vita nei bagni del McDonald's a San Vendemiano, ucciso da una dose di eroina gialla, droga la cui potenza spesso si rivela fatale. Così era morto Leonardo Bottan, 45 anni. Immediate le indagini per risalire a chi gli aveva ceduto lo stupefacente. Era il 12 ottobre del 2019. Dopo un anno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Conegliano hanno arrestato un nigeriano di 24 anni. Il giovane è accusato dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. I militari, grazie ad accurati riscontri incrociati sui contatti dello spacciatore, l'analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona e da ulteriori accertamenti tecnici, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del nigeriano. Il 24enne era diventato un punto di riferimento per i tossicodipendenti della zona. Noto nel giro, i militari hanno iniziato a controllarlo fino a scoprire che lo straniero era lo spacciatore di cocaina ed eroina e in particolare anche della cosiddetta eroina gialla, sostanza dall'elevatissima tossicità. Oltre alla criminale professionalità dimostrata dall'indagato nel gestire i propri traffici illeciti, è stata dimostrata anche la sua indubbia pericolosità, proprio tenuto conto dell'elevata tossicità dello stupefacente, che con spregiudicatezza criminale lo straniero trattava assolutamente non curante delle gravissime conseguenze per i clienti. Il nigeriano è stato fermato ed arrestato. Nella sua abitazione sono stati trovati anche 5.300 euro in contanti, 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e svariati telefoni cellulari, schede telefoniche e materiale, tutto posto sotto sequestro.